sistema per potersi difendere. Le armi vanno usate secondo il titolo che uno ha l'acquisito, per andare a caccia, per tiro a volo, per uso sportivo, ma non per altro. Quindi cosa dice l'assessore nel caso? No, non dico né all'assessore né a nessuno. Per tutti i cittadini le armi vanno usate per il titolo per cui sono state rilasciate. Signor Questore, secondo lei c'è una deriva che può essere pericolosa dopo questi due episodi? No, assolutamente no, sono episodi, comunque bisogna evitare che questi episodi possano aumentare. Anche perché poi questi cittadini rischiano di andare a loro volta incontro a delle conseguenze lì al momento, ma anche successivamente. Certamente ognuno sa che cosa può andare incontro, o perlomeno non lo prevede, ma ci sono dei rischi seri. Ecco, senta, il fatto di reagire di fronte a dei banditi, a dei ladri armati, che consiglio si sente di dare? Quali sono i pericoli che si corre nel momento stesso? Ma la reazione deve essere sempre molto pacata. Uno, se se ne accorge, la prima cosa, come abbiamo sempre detto tutti quanti, è chiamare le forze di polizia. La difesa le fanno le istituzioni, non esiste l'autodifesa.